chiamo Domenico. Domenico Savio. Già, Savio. Ma Savio è il mio secondo nome. Sapete perché? Perché mia madre, quando sono nato, era in piena crisi mistica e mi ha voluto mettere il nome di un santo. E San Domenico Savio, sapete di chi è il protettore? Delle donne incinte. Grazie mamma. Adesso ho capito perché mia moglie è sempre incinta. E come molti di voi sanno, le mamme incidono molto nella vita delle persone. Tant'è che più di 10 anni fa mi sono trasferito in Veneto in cerca di fortuna e quando sono atterrato lì la prima cosa che dovevo fare era chiamare la mamma per rassicurarla, per sedare le sue ansie. Solo che scendo le scale dell'aereo, prendo il telefono, la chiamo, seguo la folla che andava di corsa e non mi accorgo che arrivo fuori dall'aeroporto. Il bagaglio, torno indietro, vado presso la polizia, mi presento e mi dicono: come sei? I don't speak English. Di dove sito? Sito www.domenicodulce.com. E di domande nella vita se ne ricevono. Quando dico che vengo dalla Sicilia, molti mi dicono: ma dai, dalla Sicilia? Ma è un posto così meraviglioso, caldo, c'è il mare. Che ci sei venuto a fare in Veneto? A farmi i bagni di nebbia. Poi magari ti chiedono: che lavoro fai? Un tempo dicevo con orgoglio: lo psicologo. Mi giravo, non c'era più nessuno. Poi mi sono detto: ci sarà qualche problemino qua. Al che mi sono detto: vabbè, risponderò, faccio il libero professionista. Sì, ma di cosa ti occupi? Di salute? Ma di preciso? Oh, faccio lo psicologo! Le reazioni sono diverse. Allora, c'è quello che io definisco l'assassino, fate attenzione. Quando dici faccio lo psicologo, lui ti risponde: ma sai che anch'io sono un po' psicologo? Lì dovete sapere che uno psicologo è morto da qualche altra parte, quindi mi raccomando. Poi c'è il provocatore, lo psicologo. Mi dispiace dirtelo, ma io queste cose non ci credo. Ecco, non lo prendo più. Poi c'è il gambero, lo psicologo. Sì Lucia, arrivo, scusami Domenico, devo andare, poi ne parliamo, ciao! E infine il twister. Lo psicologo? Dai, sono sicuro che mi starai psicanalizzando. Mi trovi normale? E ti racconta tutta la sua vita. Molti di voi penseranno che la professione da psicologo è una professione molto seriosa, però ha anche dei lati un po' buffi, come quella volta in cui ho ricevuto per la prima volta un paziente che arriva e io gli chiedo come mai si è rivolto a me. Questo paziente mi dice: dottore, io ce l'ho troppo grosso. Nella mia mente c'erano complessi di grandiosità, bla 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 bla, e se lo tira fuori, che faccio? Ero in preda all'imbarazzo. E che gli chiedo: ma può essere più preciso? E mi risponde: dottore, non vede, il mio naso è troppo grosso. Allora, questo, siamo d'accordo tutti che è un naso grosso quello che ho io. Quello che aveva questa persona era più piccolo dell'unghia di un mignolino. Quindi vi lascio immaginare. E fra domande e incontri poi si ha bisogno di una vacanza. Molti di voi questa sera sono innamorati dell'isola di Linusa, no? Io non vi vedo, però vorrei sentirvi.
Quelli che vengono ogni anno sanno che una volta arrivati all'Inosa bisogna attraversare quello che si definisce, o meglio che io definisco, il processo dell'accoglienza. Processo perché è suddiviso in diverse fasi. La prima fase è lo scrubs. Passi 3 giorni a salutare tutti, baciando tutti, al punto che la pelle ti si toglie tutta, fai la muta. Poi vi è la fase del riconoscimento. Che sei bianco! Faccio i bagni di nebbia. Segue la fase del complimento. Ma bello rosso ti facessi. Sappiate che questo è un pezzo di lingua dell'ultima persona che mi ha detto questo. E infine la fase dello shock shock. Ma quando te ne va a stare? Questo è quello che io definisco l'elaborazione del lutto prima che tu arrivi. E io invece di lutti ne elaboro tanti, no? Perché poi parto, vado via e penso, ah, com'era bello baciare tutti, com'era bello che mi dicevano chi sei bianco, com'era bello che mi dicevano chi sei rosso, e poi alla fine vai in analisi.